Partita la seconda serie. Vediamo nelle corsie centrali Alessandra Sandri, l'Atletica Valle di Nove Sole, che va a vincere con il tempo di 14,01, quindi un tempo migliore rispetto alla prima serie. Perché dopo ti arrivi a casa la sera. Terza serie degli 80 cadetti, contattato ai cadetti, ed è battaglia di corsia 3 e 4 tra Ferrari e Peretti, ma è proprio Peretti, Alessia Peretti, Atletica Valle di Nove Sole, si aggiudica la vittoria con il tempo di 13,22, il miglior riscontro cronometrico per questa prima gara del pentathlon femminile. E io cercherò di leggerli mano a mano che mi verranno consegnati. Guarda l'ultima serie, 80 ostacoli cadette. Corsia 5, Claudia De Francesco della Quercia Trentingrana si aggiudica la vittoria. Tempo ufficioso 14,70.